Eccoci con Martino Zanette, oggi il tuo rientro, un rientro direi tutto sommato positivo, peccato solo che non abbia coinciso con una vittoria che era ricercata un po' da tutti, uno 0-0 che comunque è sempre un punto. Andiamo prima nella tua prestazione, come ti sei sentito al rientro e come hai trovato la squadra? Vabbè, mi sembra di aver giocato abbastanza bene, dai, insomma, si può sempre fare di più. E come fiato, insomma, ci siamo, non avevo fatto la preparazione iniziale ad agosto, ero arrivato dopo, ma insomma, tutto sommato bene. E niente, insomma, potevamo vincere, ecco, siamo stati un po' sfortunati, ma almeno un punto, ecco, e Sì. ci risolleviamo adesso. Si è interrotta la serie negativa, insomma 5 sconfitte sono tante di fila. Io approfitto di te per chiedere un po' qual è lo spirito di spogliatoio, perché quello è sempre il sintomo della salute, fra virgolette, della squadra. Come state mentalmente? Ah, ci sono stati alcuni problemi, sì, però adesso insomma, è tutto risolto. Oggi penso che sia la svolta, è un punto che deve far capire che insomma, dobbiamo cambiare e dobbiamo partire da domenica prossima a vincere tutti insieme. Tu hai visto qualche partita del Portogruaro, penso di sì, dal di fuori. Cosa è mancato secondo te? Un po' di sfortuna, qualche risultato l'abbiamo perso per strada che magari si meritava il punto. Ti sei fatto una tua analisi? Boh, cioè, la sfortuna ci sta sempre, ovvio, però non si può sempre, ecco, dare la colpa a lei. Dobbiamo migliorare, ci sono stati fatti gli errori, li abbiamo pagati giustamente, però insomma ci alleniamo 3 volte alla settimana per un motivo e quindi siamo qua per migliorare, insomma. Ecco. Allora possiamo concludere dicendo che voi l'autocritica ve la siete fatta, insomma non è che siete esenti insomma, da responsabilità, voi ve le assumete, però volete dimostrare che avete tutti i numeri per andare avanti. Insomma. Beh, certo, le nostre colpe ce le assumiamo e la domenica prossima insomma con il morale di oggi, perché mi sembra che, insomma, che ce l'abbiamo messa tutta, siamo stati un po' sfortunati in alcune occasioni, però insomma la mentalità è quella e bisogna continuare su quella strada. Grazie Martino, grazie. Niente.